Allora, una volta era lui fratelli, uno era prete, quell'altro era coltivatore e aveva un figlio intelligente, il dottore gli diceva sempre questo parlerà. Allora ha detto al prete, il marito è un fratello, vorrei che diciamo che si chiamava Esercito, si via a Pretanchello, perché il suo dottore dice che è un cittadino intelligente e che lo può parlare. Ah, dice un prete che se sentito gli serviva di servente, diria un cattivoccio che lo sapessero allontanare dal paese. Ha detto, tieni in casa, il tuo figlio, o se sapessi ciò che si passa per questi seminari, non, non sono mica troppo d'accordo, io mi che tu ne vi un prete il tuo figlio. Ma ha detto, no, quantunque voglio provare. Se io mi vedo un lavoro mica quest'anno, è detto, non andare più a scuola e mi aiuterà a campagna. Perché trionfava, dice, posso lavorare. Infine gli mando un citello il mese di ottobre, e un citello lavorava anche in una polia, perché lui fosse giovane e che lui fosse sempre un citello. Aveva già provato che lei ha la vita di campagna. Aveva aiutato a cavare i pomi, aveva pubblicato la causore, aveva attazzato le leggi, infine sapete che era un lavoro di tutti i giorni alla campagna. Poi Citello lavorava quanto non ne podia e lavorava ancora parecchio quando il Monsignore Beria e rifletteva notte ai suoi lavori. Infine, capo all'anno aveva fatto un settimana più che un altro di tutto il seminario. Allora, o capo fa la figlio, ai vacanze, dove seminario va a trovare un superiore, lo superiore o felicità, a Carello, dice che felicità, tu avevi un figlio così intelligente, così travagliatore. Questo qui parlerà, dice, in latino poi allora faceva i miracoli per la società. Papà era contento. Giunge a casa e dice a un fratello, ah, un mio fratello, sono contento, un mio figlio ha lavorato un latino che mi ha fatto sclaverosa superiore. Allora ha detto il prete che si morsicava le labbra, volevo io far passare un esame a tuo figlio, voglio vedere se l'ha così lavorato come il liceo superiore. Il fratello era contento e giungono tutti a lui. Attacca il prete. Come si chiama l'acqua in latino? Se te lo ha detto. Oh oh, l'acqua si chiama abbondanza. E altra poi come si chiama? Se te lo sapia. Oh oh, e altra si chiama malamasrincia. E il fuoco come si chiama? Il fuoco? Ha detto se te l'ha risposto è. Il fuoco si chiama cuoci carne. Chi vanno a imparare? La panchetta poi come si chiama? O se te lo sappiamo anche questo? Oh oh, dice un prete. E no, la panchetta si chiama scontragamba. A paglia. Come si chiama a paglia? Se te lo ha detto, sappi questa cosa se si te lo francamente. Ma dice no, a paglia si chiama paglia bitawina. E fine, questi te lo dai a mantenere sulla tenuta. Dice uapo, bego che tio, mi rabbone lezioni. Senti, un uapo tanto ha disperato. Uapo non era mica contento, era triste, ne piangeva, gli parlavano le lacrime. Gli parlavano le lacrime per inteso che lo si aspettava avere felicitazione di un fratello come lui aveva avuto il superiore. A questo tempo dice, va, è bello che mi zio. Ma c'era la scuola, uapo ci ricacciando dalla scuola. Qua era deciso ben inteso che era deciso a cavallo della scuola. Perché vedo che i zio mi dà buone lezioni, che li vorrei rimandare per missione, di passare avanti, o manco una nottata a bici. E poi dopo se volete, starà anche perché non mi fie le lezioni. Il tempo faceva niente di sé semplice, ma non era mica semplice, preparava la sua vendetta. Perché sapeva che il suo professore non l'aveva mica insegnato latino attraverso. Allora, a sera, così stai, poi allora bagattinando, no?
Quando ho sentito poi una via Micaletto su preteghivi poi ho sentito e la via la Roma per fuoco. Allora aveva pigliato la panchetta e l'aveva messa vicino alla porta della camera di prima. È stato verso mezzanotte, ha pigliato la iatta, l'ha legato un tizzone di fuoco alla gola e la gotta di un prete si trovava un saccone, pieno di paglia, perché davano a mangiare ai vogli allo stesso tempo. Ha pigliato la iatta, l'ha legato un tizzone di fuoco alla gola e poi l'ha ficcata dentro a quello sacco, pieno di paglia. E poi allora verso mezzanotte allora che un prete dormiva, sentia che lo sonnacava. Chiama Tomisi, arrestate, perché Madame Grinfia ha pigliato a coci carne e l'ha ficcata in vita, si è ficcata in vita buina, un coci carne. Si può un corrito abbondanza, siete perso. Un prete con un teso con una palla, lo so sonno, ha teso questa guina. La paglia vicino alla casa è accesa, la casa può ancora bruciare. Si è arrivato senza riflette e nella panchetta si tronca una gamba.